Ecco, il primo concetto è ovviamente di città, deve essere abitata. Una città non abitata non è una città. Noi abbiamo un esempio molto vicino a noi, è Venezia. Il destino di Venezia, se non è una città abitata, è di diventare una città museale, però una città morta, o una città turistica nel senso più deteriore però del termine. Il problema di Treviso è che innanzitutto ha una popolazione ormai che non cresce più. Sì? Se vedete l'andamento nel tempo della popolazione vedete che si è bloccata. La popolazione si è bloccata, siamo attorno oggi agli 83.000 abitanti. All'interno di questa popolazione c'è una grande rivoluzione demografica che è l'invecchiamento notevole della popolazione. Un quarto della popolazione della città di Treviso, non sto parlando del centro storico, sto proprio parlando del comune, del dato medio del comune, un quarto è dato da ultra 65 anni e addirittura l'8% dei cosiddetti grandi anziani, cioè persone sopra i 75 anni. Se vedete il saldo nati morti è negativo, nel 2010 è stato negativo, lo squilibrio demografico è evidente, noi abbiamo in pratica 198 anziani ogni 100 giovani, insomma un giovane ogni 2 anziani, questa è la realtà, quindi è un squilibrio demografico notevole. Abbiamo un 13% di presenza di stranieri, quindi il ruolo dell'immigrazione. Se però diamo un'occhiatina fuori dei confini comunali, dei confini amministrativi, e se facciamo il conto dei comuni contermini, cioè quelli che ruotano attorno a Treviso e che con Treviso confinano, ecco, questa idea di grande Treviso ci porta in realtà al raddoppio della popolazione, per cui, usando un'immagine un po' di tipo dolciario, ne viene fuori una ciambella, dove la ciambella come la parte più vitale e più giovane della popolazione è quella in realtà dei comuni attorno, la parte più demograficamente stanca e vecchia è il buco e siamo noi come comune di Treviso. Il secondo concetto, vado sempre in ordine alfabetico, è ovviamente quello dell'impatto ambientale, quindi io l'ho chiamata ecologica, una città ecologicamente pesa per l'urbanizzazione che ha, pesa per i consumi, pesa per gli stili di vita che noi abbiamo. E quindi c'è un impatto, un carico ambientale. Recentemente sono venuti fuori 2 campanelli d'allarme, 2 indicatori, li avete seguiti anche voi sulla stampa, il discorso dell'aria, che si riprende a ogni inverno con il discorso della circolazione, degli impianti di riscaldamento, eccetera, e anche il discorso dei pozzi e quindi della qualità dell'acqua. Noi non sappiamo, ad esempio, non abbiamo idea di quali siano, anche nel lungo periodo, le ricadute in termini così dire epidemiologici, cioè sanitari. Il terzo concetto è se Treviso è esperienziale. Allora, l'esperienzialità, cioè significa se sa trasmettere qualcosa. Ecco, quanto richiamano i centri commerciali e quanto poco oggi dica il centro storico. Quanto il centro commerciale sia, attraente, divertente, affascinante, piacevole, e quanto viceversa quel grande centro commerciale che è appunto il centro storico risulti, piatto, noioso, cioè poco attrattivo, poco appunto esperienziale. Ecco, l'idea dell'esperienzialità è di trovare appunto un'anima alla città. Se questa città appunto non è solo un luogo per dormire o per girare, ma sa anche trasmettere una sua identità. Io l'ho chiamato in latino genius loci, ma insomma Treviso ha anch'essa un'anima da dare e soprattutto da trasmettere. Come verbo vorrei appunto usare il verbo ricordare. Etimologicamente ricordare vuol dire appunto trattenere nel cuore. Se Treviso è anche il leader, che cosa vuol dire leader? Cioè, se non è solo una città di residenzialità, ma è anche una città che si pone in un Veneto che, vi ricordo, il Veneto insieme con l'Emilia Romagna e la Lombardia fa parte della locomotiva d'Italia. Sono queste le 3 regioni che guidano lo sviluppo economico italiano, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, e noi ci siamo dentro, quindi la città di Treviso è anche capace di attrarre funzioni pregiate, funzioni economiche pregiate, cioè se sa appunto essere, anche guida delle trasformazioni di un territorio, soprattutto un territorio che in questi tempi di crisi economica sta notevolmente cambiando. Lungimirante, per usare un termine, siamo domenica, caro alla Chiesa, potremmo anche chiamarlo profetica.
Significa semplicemente non vedere il 2011 o neanche il 2012, ma se siamo capaci anche di immaginare un futuro. Le scelte che facciamo oggi 2011 avranno poi un impatto per i decenni prossimi venturi. Se siamo capaci, cioè, su questo, di non essere ciechi, ma di capire che ogni mossa sulla città trascina poi delle conseguenze che sono di fatto durature, ci porteranno avanti. Su questo volevo mostrarvi, guardate, un esempio di futuro. Questa è la popolazione della città di Treviso. Se vedete il futuro, dal punto di vista ad esempio demografico, è quello di una carenza di nuove leve. Vedete come si sta assumendo una forma panciuta, perché manca sempre di più le nuove leve, i nuovi nati, nonostante la correzione degli immigrati, e tende a spostarsi verso l'alto per un processo evidente di invecchiamento. E questo significa che anche questo ci porterà a un domani dove il discorso assistenziale o il discorso degli anziani sarà un discorso terribilmente realistico. Mobile. Le città oggi sono per definizione i luoghi della mobilità di tutto, di persone, di merci, di capitali, ma anche di relazioni, di idee. Tutto è mobile nella città, per definizione la città non può non essere mobile, solo che abbiamo oggi anche una grande accelerazione della mobilità. In questa che qualcuno chiama la città infinita. La città infinita è la pianura padana alla fin fine, no? È una città infinita perché non si sa dove termini la campagna e dove inizi la città. È tutta una realtà, una marmellata che mette insieme aree rurali e aree urbane in una continuità incredibile. E la mobilità in realtà diventano poi le mobilità, perché noi abbiamo oggi tante mobilità con cui fare i conti, anche le mobilità elettroniche. E l'ultima domanda è se vogliamo però essere vittime solo della mobilità, una specie di città su strada che ci farebbe però perdere i nostri luoghi, le nostre radici. Treviso non potrà mai diventare una specie, in piccolo ovviamente, di Los Angeles, cioè una città dove tutto è sacrificato alla mobilità per la mobilità. Si sa anche trovare, cioè, dei luoghi di lentezza perfino o di radicamento. Il territorio significa appunto guardare Treviso fuori di Treviso, cioè capire come Treviso si interfaccia con il suo hinterland, con quei comuni che vi dicevo che stanno attorno, ma anche come si interfaccia con la provincia, con il resto della provincia, con gli altri capoluoghi. Vi ricordate la vecchia sigla, il Patreve, no? Padova, Treviso, Venezia, come si interfaccia con questa specie di triangolo, ma anche come si interfaccia con il resto della regione. Anzi, noi abbiamo due regioni, perché noi siamo di confine, noi abbiamo anche il Friuli con cui fare realisticamente i conti, come si interfaccia ovviamente con l'Italia, ma anche con l'Europa e anche ovviamente con il mondo, quella che noi chiamiamo la globalizzazione. E allora la domanda un po' provocatoria è di chiedersi se Treviso è veramente un capoluogo. Avete capito cosa intendo per capoluogo? Un capoluogo magari con la C maiuscola, e non solo perché amministrativamente è un capoluogo. Un piccolo accenno se Treviso è turistica. E l'Italia è, lo dice l'Organizzazione Mondiale del Turismo, guardatevi il sito, è il quinto paese turistico al mondo. 44 milioni di arrivi lo scorso anno, è il quinto paese turistico al mondo. Il primo, tanto per chiarirci le cose, è la Francia, e la prima città turistica al mondo è Parigi. Siamo in Italia e siamo nel Veneto. Tra l'altro siamo quello che uno studioso ha chiamato il quadrilatero del piacere. Il quadrilatero del piacere, cioè del piacere nel senso del piaceri turisticamente vendibili, che vanno dalla costa romagnola a Gardaland, a Venezia ovviamente, e all'Emilia. Quindi anche qua ci siamo dentro. Abbiamo un moltiplicarsi dei turismi, non abbiamo più solo il turismo, ma abbiamo una gamma piuttosto vasta di scelte turistiche. Però, detto questo, se vedete, Treviso è difficilmente turisticizzabile, per usare questa parola che invento io al momento, cioè si fa fatica a proporre un'idea turistica di Treviso. Sembra quasi che Treviso non riesca a uscire dal suo cliché di città produttiva, industriale, ma nient'altro. Penultimo punto, una città per definizione deve essere viva, quindi non solo abitata quantitativamente, ma deve essere anche socievole,
accogliente, attrattiva, sicura, poco conflittuale. Poco conflittuale vuol dire avere un buon capitale sociale. Il capitale sociale è un insieme di relazioni buone. Io ho sottolineato anche il buon vicinato, quindi con scarsa conflittualità anche a livello di vicini, scarsa conflittualità familiare, di divorzialità e così via. E quindi se al di là della natalità è anche capace di generare offerte giovanili, aggregazioni, culture, spettacoli, eventi, cioè se sa essere, se sa avere un ritmo appunto, come dire, tra virgolette, giovanile. L'ultimo punto è vivibile. Viva e vivibile non sono la stessa cosa. In certo senso vivibile non è solo l'ultimo concetto che propongo, ma vorrebbe essere anche un po' la filosofia finale. Una città deve essere vivibile, una città invivibile credo non sia degna di essere città. Treviso sì, certamente è al 38esimo posto, però era in calo di 12 posti, ma se vedete poi spezzettando le aree della vivibilità di Treviso, sul discorso servizi, salute e ambiente e anche su tempo libero e cultura non siamo poi messi tanto bene, cioè ce la caviamo bene sulla dimensione economica. Magari quest'anno saremo anche un po' ammaccati visto la crisi, ma sull'aspetto extraeconomico, cioè più proprio della qualità della vita in senso lato, non abbiamo, come dire, posizioni particolarmente affascinanti, non abbiamo posizioni particolarmente illuminate. Eppure la vivibilità è appunto il senso stesso dell'essere città. Allora, io vado verso così una conclusione. La conclusione è che non c'è una conclusione, nel senso, cioè, il fatto stesso di essere qui oggi significa che siamo davanti a un cantiere aperto. Anche col vostro contributo si tratta di giocarci un'idea di una Treviso futura. Credo sia una cosa importante anche per il semplice fatto che in questa città, che in questa realtà noi ci abitiamo, non è una cosa, non siamo dei marziani che tutto sommato ci interessa solo scientificamente, ma non dal punto di vista pratico. Io ho voluto in questi 10 concetti, che ripeto sono arbitrari perché sono 10, non di più e non di meno, buttare lì e focalizzare alcuni punti. Spero possano essere appunto, come dire, una provocazione perlomeno intellettuale per il seguito dell'incontro. Grazie. Ringraziamo il professor Filippi per la sua relazione molto interessante. Chiediamo